quanto di peggio si può essere un giovane al giorno d'oggi. Mamma, laureata disoccupata con una bambina piccola e abita in montagna. Nei primi 100 giorni di mandato avvieremo un piano straordinario per il lavoro. Quindi io farò un Jobs Act Veneto che cercherà di valorizzare gli effetti positivi che la riforma del lavoro nazionale sta avendo anche in Veneto e calarli nelle peculiarità venete. Perché il Veneto ha vissuto da comparsa, non ha vissuto da protagonista come avrebbe dovuto. Il Veneto è la seconda regione più importante del nord, ha prodotti enogastronomici conosciuti in tutto il mondo. Eppure abbiamo vissuto da comparsa. I pilastri fondamentali dei primi 100 giorni saranno lavoro, sanità e impresa. Come va? Non benissimo, sicuramente è nero. Abbiamo fatto col latte l'anno scorso un anno discreto e quest'anno invece siamo veramente a terra. Tra le azioni che faremo a favore dell'impresa noi attiveremo uno sportello unico antiburocrazia. Noi abbiamo una persona che è in ufficio tutto il giorno. Solo per le carte. Sì. Lo so. Il grido di dolore degli imprenditori è fateci lavorare, anche la burocrazia regionale è diventata un elefante soffocante, noi moriamo di burocrazia. Ci aspettiamo che il governo porti quel famoso 15% magari in più a lungo. Fare un investimento del genere comporta tempi lunghi nella progettazione, nell'acquisto del macchinario eccetera, i tempi sono sicuramente troppo corti. Anche in regione è così, ci sono funzionari, ci sono delle figure molto forti. Guarda, hai toccato il punto. Allora, il tema è intanto che i dirigenti regionali devono ruotare ogni 5 anni. Se sei lì più di 30 anni puoi andare a casa. Questo taccuino che porto con me da 60 giorni dove ci sono descritti i consigli, i suggerimenti, le delusioni, quelle che saranno le priorità da prendere in mano per cambiare la regione Veneto. Zaia in particolare ha governato una regione in maniera inattiva. Se andiamo avanti così siamo destinati ad un lento ed inesorabile declino che ha lasciato solo le famiglie in un momento di crisi economica. Un po' di confusione, non so più quale è la destra o la sinistra. Di sinistra che due persone in Italia, uno le Landini e quell'altro le Papa. Essere di sinistra per me è rimettere al centro della politica la dignità di tutti. Fare una politica di sinistra è garantire la sanità eccellente a tutti, garantire la scuola a tutti, garantire il diritto allo studio a tutti.